keeps ticking as the time flies by. So many times I've forgiven you in my mind. The dreams keep haunting me. I get no sleep. I keep thinking I'm in too deep. Clock keeps ticking as the time flies by. So many times I've forgiven you in my mind. The dreams keep haunting me. I get no sleep. I keep thinking. Una serata a Marcord con una lunga standing ovation alla memoria di Ludovico Goggia, storico presidente della Monti Rugby Rovigo, e nel suo ricordo l'applauso dei presenti è sembrato scuotere il battaglini. Assieme il passato, il presente e le promesse del rugby a Rovigo, grazie al presidente della società biancazzurra Sponton e alla collaborazione col portale www.minirugby.it, un campo virtuale per saperne di più sul movimento palla ovale degli under 9, 11 e 13, consolidato serbatoio della Monti. Uno spaccato di storie e racconti degli invitati, con le domande ai campioni che hanno fatto la storia della Rugby Rovigo, dagli scudettati Giancarlo Navarrini a Isidoro Quaglio, da Nino Rossi a Tommaso Reato, Nouvelle Vague del movimento rossoblu. Moderatore della serata Pier Giorgio Callegari, nell'incontro, come illustrato da Mario Sponton, per ritrovare gli umori di una Rovigo che sembra aver perso lo smalto di un tempo. Sono orgoglioso di essere qua questa sera, perché sento che in voi qualcosa verrà fuori sicuramente. Sapete che Rovigo è un po' in fase calante dal punto di vista rugbystico, quindi noi che abbiamo avuto esperienze abbastanza importanti abbiamo portato la nostra città ai livelli massimi. Speriamo in voi. Io vi auguro, certo è che nel 56, quando ho iniziato io, eravamo a malapena una ventina, 22, 23, ma di senior, dopo c'era qualche giovane così, se ne aveva una trentina di giocatori tra Serie A e riserve e giovanile naturalmente. Voi siete già una piccola corazzata per il Rovigo, e qualcuno di voi andrà anche a dare una mano al vicepresidente della federazione, che servirà tanto, e allora la nazionale sarà ancora più forte di quello che sta diventando adesso. Sono anch'io felice di essere qua con voi stasera. Avete fatto una scelta di vita, perché il rugby è una scelta di vita, una scelta che vi darà la possibilità di essere veri uomini a posto, leali con il mondo. Quindi andate avanti così, continuate così e speriamo di vedervi presto, quando sarà il tempo, nei campionati maggiori. Voi siete i futuri campioni, perché giocatori che sono venuti fuori dai fili di questa società, posso dire Giancarlo Chicchinato, i Moscardi, Pepe, i Dalmaso, quella gente lì che attualmente gioca a 6 nazioni, ha giocato a 6 nazioni, erano come voi, erano pulcini, così come li chiamate, o vecchi, non lo so anch'io, come li chiamate voi? Under 9, under 7 anche? Sì, Madonna, signore. Ecco, loro hanno iniziato come voi così, e da questa società sono venuti fuori dei campioni. Credeteci in quello che state facendo, ascoltate i vostri allenatori. Bersaglieri del futuro, i ragazzi della Monti hanno così ascoltato i racconti dei campioni del passato, sperando di emularli sui terreni di gioco. Qual è stata la vostra prima partita? Ho esordito a Frascati. Frascati era una città
terribile per il rugby, terribile. E allora, appena ho avuto la fortuna di essere stato convocato, la prima partita me l'hanno fatto fare là, perché gli anziani, magari malconci, hanno un po' tirato, diciamo, i remi in barca e avanti i giovani. E là veramente è stato nel 1971. Se alle parole di Navardini, esordio in prima squadra nel 1950, soli 15 anni e 6 scudetti vinti, è seguito un caloroso applauso dei piccoli biancocelesti per un suo disegno di Paperino e Topolino con ovale e pinne bullonate. Lo stesso riscontro ha accompagnato Isidoro Quaglio, Nino Rossi e Tommaso Reato, sottoposti ad un vero e proprio terzo grado con domande imbarazzanti del tipo: quanto si prende a giocare in prima squadra? Il tuo compagno più fedele? Questa è un'altra bella domanda. Io, se in seconda linea si gioca in due, lo sapete, no? E quindi è sempre, si instaura sempre un rapporto di amicizia particolare con il proprio compagno, perché si è sempre attaccati, sempre vicini. Allora, per tanti anni, fino dall'Under 10, dall'Under 8, ho giocato insieme a Stefano Baldo, che gioca ancora in prima squadra con noi. Dopo ho giocato 2 o 3 anni con Antonio Pavanello, che è andato a Treviso purtroppo. E comunque, quando giochi insieme a una persona, specialmente in mischia, secondo me dopo rimani amico per sempre anche fuori dal campo, e questo è molto bello. In apertura di serata il vicepresidente FIR Nino Saccà aveva sottolineato la valenza del movimento giovanile per dare continuità al futuro del rugby. Avvocato Saccà, il senso di questa serata mi sembra che il rugby possa trarre giovamento dalla base. È una serata sicuramente di grandi stimoli. Abbiamo visto 70-80 ragazzi così entusiasti, così interessati a questo sport. Sono stati un'ora a seguire un dibattito come fossero stati degli adulti. Credo che sia una cosa di grandissimo auspicio. E da questi ragazzi è la linfa per proseguire. La federazione cosa fa per i movimenti giovanili? La federazione ovviamente cosa fa? Questo è il nostro futuro, non è una cosa neppure da commentare molto. La gioia di vedere così un gruppo così numeroso di ragazzi appassionati per noi non può essere altro che fonte di grande soddisfazione. the sun, you're just getting in. Your words for wear.
Can you return with the sun? I'm just getting down, but you don't care. Can you feel my hurt I have inside? Tell me what sins occurred tonight. And you don't know it's day